Un caro saluto a tutti e benvenuti a Tanta Salute. Nel nostro salotto si parla di bellezza, bellezza del nostro sorriso. Allora do subito il benvenuto al dottor Corrado Palmas, esperto in turismo dentale. Benvenuto dottore. Grazie a voi per l'invito. Ecco, il Natalie. suo centro è SOS Turismo Dentale, che cura oltre 3.000 pazienti all'anno in Moldavia. Ha scritto anche 2 libri sulle cure dentali all'estero, vive e lavora proprio in quel paese. Ecco, partiamo dall'inizio. Da dove ha cominciato lei e come è arrivato ad oggi? Sono partito da lontano, dalla Sardegna, e sono arrivato fino all'Est Europa e Moldavia, passando per 15 nazioni. Ho scritto un libro appunto sulla pratica corretta di curarsi all'estero, tutti quelli che possono essere gli imprevisti che ci possono essere, e dentro a quel libro, assieme a più di 100 cliniche, ho dato risposta con almeno 3 soluzioni per ognuno dei problemi. Dopodiché ho creato il prototipo di clinica d'eccellenza che fosse specializzata nelle cure più estreme. Infine ho scritto un libro sul diritto umano alla salute, perché poi di questo si tratta, non di turismo medico, ma di pazienti che cercano il diritto di curarsi e, non trovandolo delle volte nel proprio paese, nella propria nazione dove hanno pagato le tasse, sono costretti a prendere un aereo e mettere mano fuori dalla propria nazione. Ecco, in molti però hanno paura di questo turismo dentale. Vogliamo tranquillizzare un po' i telespettatori che ci seguono da casa, che magari non hanno le possibilità economiche di sistemarsi la bocca, prendersi cura dei propri denti, però magari hanno anche paura di andare all'estero. Il turismo medico, per esperienza, dopo che ho scritto 2 libri, posso dire che non è per tutti. È qualcosa da cui se ne può trarre un beneficio, un vantaggio anche economico, se si rientra in dei parametri specifici. Se uno deve curare per esempio 1 o 2 denti, sicuramente prendere un aereo, fare 2 ore d'aereo e stare 7 giorni fuori casa non ha alcun senso, ma se si tratta di dover rimettere mano, buttare giù, faccio un esempio, completamente la palazzina e ripartire dalle fondamenta, questi trattamenti in Europa possono arrivare a costare anche 50.000 euro, e se si risparmiano 40.000 euro, rimangono anche i soldi per fare poi l'assistenza in Italia per 30 anni. Ah, ecco, perché uno dei problemi che sento maggiormente tra chi ha Sì. paura di andare all'estero è: ma se mi succede qualcosa, come faccio poi? Io già ho pochi soldi, a affrontare un altro viaggio per andare a sistemare qualche piccolo No, problema. sono tantissimi i medici odontoiatri che in Italia, in caso di problemi, ci danno una mano a risolvere questi piccoli problemi. Si paga, c'è il tariffario dello studio dentistico, non siamo noi, ma risolvono il problema. Se è un caso poi più grande, specifico, in quel caso noi ospitiamo nuovamente gratis il paziente e risolviamo tutto il problema. Ecco, nelle immagini, dottor Palmas, vediamo Questa è la il suo sala d'attesa, la centro. reception, è il punto d'arrivo di tutti i pazienti. Vengono fatte le visite RX, poi c'è tutta la visita con gli specialisti e si passa anche una settimana in mezzo a delle attività turistiche che vengono programmate giornalmente per evitare che sia una settimana noiosa, oltre che tra i gonfiori e Eh beh, insomma. certo. Cerchiamo di far passare piacevolmente la settimana, è una bellissima esperienza ai pazienti. Si stringono tante amicizie, i pazienti poi restano amici negli anni, organizziamo eventi anche in Italia, rimpatriate con tutti i pazienti, e cerchiamo di stare molto vicini, soprattutto anche dopo alle cure che vengono eseguite all'estero. I pazienti diventano parte del nostro cast cinema, molti di loro diventano i testimonial e attori dei nostri vlog, dei nostri episodi settimanali della web serie. È un modo questo di tutelarli, perché un paziente e l'equipe, quando gli accendi i riflettori, ti assicuro che dà il meglio. È un po' come entrare al ristorante col cappellino di un noto sito web di recensioni. Sicuramente Certo. ti tratteranno bene. Ecco, parliamo dell'equipe, della squadra che lei ha messo assieme. Come ha fatto a costruire questo team? Quella è la parte più difficile, più complessa, perché quando si tratta di fare cure all'estero e si lavora con le recensioni, noi abbiamo ormai più di 1000 recensioni su Facebook, non si possono contraffare le recensioni, siamo un'azienda che lavora con i riflettori accesi, tutti possono entrare con lo smartphone, aprire un cassetto, fare le foto, i video, anzi noi invogliamo i nostri pazienti a farlo, per dimostrare la nostra trasparenza. È come un ristorante con la cucina al centro del ristorante. Quando hai questa tipologia di attività che lavora con le recensioni, hai necessità dei migliori specialisti.
e i migliori specialisti sono attratti dall'eccellenza. Abbiamo lavorato anni, investito tantissimo, quasi 11 milioni di euro per dare le migliori apparecchiature. Loro hanno i loro pazienti, li gestiscono in autonomia, sono responsabili delle cure che eseguono e i migliori chef al mondo, quando noi filmiamo e facciamo vedere quello che facciamo, lo mettiamo su internet, vengono attratti da noi. Sono i migliori cervelli a bussare alla nostra porta, entrano a parte della nostra equipe. Ecco, tu sei partito, scusa, mi permetto di darti del tu perché bene o male abbiamo la stessa età, ecco, sei partito da un'isola piccola e, come odontoiatra e oggi sei a capo di un'azienda molto molto forte. Lavori ancora o sei in pensione? Non lo so, ti chiedo, lavori, sempre di più, ma minimo 15 ore al giorno. Caspita. Dormo poco la notte, gestisco 9 dipartimenti, ora mi occupo di sviluppo, espansione nelle varie nazioni dell'Europa e ricerca, quindi dirigo anche il Dipartimento di Sviluppo e Ricerca Bocca Bionica che sta di fianco alla clinica e mi occupo di sviluppare quelle che sono le linee dentali del futuro con protocolli di telemedicina realizzate in Moldavia fisicamente ma disegnate a New York, Mosca, Manchester e anche California. Un pochino come il noto cellulare famoso che tantissimi italiani hanno. Sì. Se lo girano troveranno scritto disegnato in California, prodotto in Cina, nel senso che oggi ci possiamo avvalere dei migliori designer e produrre in uno dei paesi più economici dell'Est Europa e ottenere il massimo del design col massimo anche del risparmio. Ecco, so che tu stai ideando, sei al lavoro sullo sviluppo della bocca bionica e questa cosa mi ha colpito molto. Sì. Ci puoi parlare di questo progetto? Non so se hai mai visto quegli arti artificiali, le mani artificiali Sì. che tengono in mano un uovo senza romperlo. Perché c'è un feedback, la mano, il cervello sa quanto forte sta schiacciando il polpastrello artificiale sull'uovo e non lo rompe. Questo è ad oggi quello che manca nella bocca artificiale che viene ricostruita, ovvero la sensibilità. Io sto girando il mondo ora con diversi ricercatori, dottorati di ricerca, stiamo studiando come miniaturizzare i sensori che daranno al paziente la sensibilità di quanto forte sta stringendo e questo è cardine poi nella durata dei lavori. Ecco, quali sono ad oggi i limiti della bocca bionica? I limiti sono proprio la sensibilità e il fatto che il paziente non capisce o perché non glielo spieghiamo adeguatamente che sta mettendo in bocca materiali artificiali, sta ricostruendo i denti con materiali che non c'entrano nulla con la natura. Se il cervello non ha un feedback di quanto forte sta stressando i materiali possono superare il limite di sopportazione e rompersi. Noi abbiamo dei libri che fanno vedere ai pazienti le rotture che possono esserci. Da quando abbiamo dato a loro questi libri abbiamo ridotto del 70% le rotture e i ticket assistenza, proprio perché il paziente adeguatamente educato fa un utilizzo corretto delle sue, diciamo, gambe bioniche. Certo, quindi da semplice dentista a ricercatore. Non sono un ricercatore, sono semplicemente un innovatore. Il mondo si divide in innovatori e difensori dello status quo. Io mi definisco un innovatore, lavoro con i ricercatori che sono parte della nostra squadra e prendo quella che è la direzione futura dell'azienda e cerco di riempirla con grandi menti e persone di grande talento. Ecco, ma prima facevi turismo dentale? È nato come turismo dentale, ma in realtà ti ho detto il turismo dentale non esiste. Ci sono pazienti che cercano una soluzione altrove, fuori dalla propria città o nazione. Sono tantissimi pazienti che vanno per esempio per cure di trapianto negli Emirati Arabi oppure a Parigi, che vanno per trapianti oppure interventi oculistici in Germania. Diciamo che se allora ti curi a Roma e vivi a Milano è anche quello turismo dentale? No, certo, Non certo esiste che no. il turismo dentale. Ecco, ma per chi è interessato magari a prendere appuntamento, avere informazioni, come deve fare? Chi deve contattare? La prima cosa che consiglierei è quella di fare una visita in Italia, di modo che con una radiografia oppure fare la RX in un centro radiologico sotto prescrizione, inviarcela e noi già da una panoramica riusciamo a capire se è un paziente che ha senso procedere nel percorso di informazioni. Dopodiché la visita va fatta in Moldavia perché a distanza
è scorretto, oltre che impossibile, dire al paziente quale intervento chirurgico Certo. debba essere eseguito. Non si può per telefono o telematicamente fare una diagnosi, serve fare esami diagnostici, essere seri, e qui mette in guardia dalle cliniche che fanno preventivi a distanza, poi quando il paziente arriva gli dicono anche tranquillo, il preventivo non cambierà, perché il 99% delle volte solo dopo la diagnosi sappiamo quel che dobbiamo fare. Se il preventivo non cambia in meno o in più, significa o che ti stanno facendo cose inadeguate o ti stanno facendo troppo. Ecco, una volta inviata la radiografia, che cosa Arriva succede? ai nostri uffici, Sì? io personalmente guardo tutte le radiografie e indirizzo poi una quotazione per avere un'idea di quelli che sono i nostri prezzi. Dopodiché il passo successivo è venirci a trovare, oppure direttamente venirci a trovare, però se già a distanza possiamo dire guarda, è il caso che l'aereo non si prenda, si risparmiano dei soldi. Perfetto, io ringrazio il dottor Corrado Palmas di SOS Turismo Dentale, sarà un piacere Grazie averla a anche voi. la prossima puntata, perché dobbiamo Senz'altro. approfondire questo aspetto che sicuramente sta a cuore a molti telespettatori. Tra l'altro ne approfitto, scrivete a tantasalute@telelombardia.it per porre delle domande non solo al dottor Palmas ma anche a tutti gli altri ospiti che interverranno qui nel salotto di Tanta Salute. Noi ci fermiamo per la pubblicità, piccolo break, tra poco rimanete con noi.